La Regione Veneto deve valorizzare il proprio territorio, le proprie comunità, le proprie realtà del territorio che fanno soprattutto socialità e le Pro Loco e le bande lo fanno. Poi la cosa importante è l'avvicinamento dei giovani a queste realtà, il festival è una grande occasione per far conoscere bande e Pro Loco le attività che fanno e quindi vi aspettiamo tutti il 19 aprile a Villa Cordellina, Montecchio Maggiore. L'idea è nata da un gruppo di lavoro che ha voluto promuovere la cultura veneta nella sua essenza più importante, quell'essenza che io incontravo nei molti incontri nei nostri comuni, frazioni, paesi, che era rappresentata dalla voce del paese che è la banda e poi dal cuore dei nostri paesi che sono le Pro Loco. Quindi abbiamo lanciato questa sfida che voleva sì custodire il nostro passato, le nostre radici più profonde, ma anche costruire il futuro, perché sia nelle Pro Loco che all'interno della banda ci sono molti giovani. Questa faccia della gioventù che ci piace e che vogliamo che sia sempre più messa alla luce del sole. E così sarà domenica 19, tutti siete invitati nella Casa dei Cittadini della provincia di Vicenza a vivere un grande giorno di festa, un grande giorno in cui verrà valorizzata la cultura popolare veneta, ma soprattutto quello che è il meglio della Pro Loco e delle bande vicentine. AMBAC Veneto è il custode della musica popolare, delle tradizioni della banda. Questo in tutta la regione Veneto, è presente capillarmente nelle varie province con più o meno un centinaio di gruppi iscritti tra bande, maggiorette e cori. La missione della banca è quella di operare per il bene comune e per la crescita sostenibile del territorio. Noi crediamo che oltre a sostenere l'economia reale, una banca debba anche vedere quali sono le priorità del territorio, che non è solo la sanità e l'ambiente, ma è anche quella dell'attrattività e soprattutto creare le condizioni perché le persone vivano bene e perché i giovani possano essere attratti come tutte le persone del territorio. E questa manifestazione è una manifestazione che va in questa direzione, perché qui è una giornata di festa, c'è un turismo sostenibile, ci sono le Pro Loco che sono centrali per le nostre comunità e poi anche un'attrattiva per i giovani e qualità di vita.